Potrebbero essere loro i tre banditi che la notte scorsa con furto ed effrazione hanno seminato il terrore e il panico a Caltana di Santa Maria di Sala, ripresi poco prima dell'alba, soltanto a pochi giorni dai furti e tentati furti proprio da una delle telecamere di videosorveglianza di un privato cittadino residente nel quartiere dove i banditi si sono scatenati, nel triangolo delle vie Giolitti, De Gasperi e Silvio Pellico, dove, oltre a svuotare del carburante diversi serbatoi dalle auto in sosta, qui si sono concentrati su ben 7 garage, praticando un foro su ciascuno di essi, proprio a fianco dei maniglioni, sembra stando al racconto delle forze dell'ordine, per visionarne l'interno con delle piccole telecamere, per vedere cosa tornare a rubare in un eventuale secondo momento. Ripassati nuovamente e da noi ho visto che ce n'è uno che hanno tagliato. Erano già stati qua. Sì, perché anni fa hanno aperto anche il mio. Imbrattata con una bomboletta spray pure una delle auto in sosta, questa bianca, dove in arancio è stata impressa la scritta Italia. Duro il monito del primo cittadino, Nicola Fragomeni. Il problema è che questi signori, che sembra vengano dall'est, così mi hanno detto le forze dell'ordine, non hanno il problema o la paura della certezza della pena. Fin quando i nostri governanti non prenderanno in mano il provvedimento sulla certezza della pena, cioè che uno se sbaglia paga, tutto questo avverrà sempre. Dei delinquenti, che si presume fossero più di 3, vista la velocità con cui si sono mossi al momento, non vi è alcuna traccia, se non queste immagini riprese, come detto, in piena notte dalle telecamere personali di un cittadino. Non possiamo stare tranquilli. Indagano i carabinieri.